Allora, ritorniamo un po' qui a noi, partiamo anche sempre da CNA per il discorso che dicevo. Abbiamo visto le Camere di Commercio, un altro nodo cruciale e importantissimo è l'internazionalizzazione, quindi il ruolo che poteva essere anche importante camerale in questo senso, ma alcuni è stato criticato, non c'è stato, in altre parti sì. Ma l'internazionalizzazione è fondamentale per le nostre imprese per crescere, è una cosa che si parlava appunto di vitalità del commercio, delle aziende, e un'analisi spicciola ha fatto capire chiaramente che le nostre imprese hanno avuto più linfa vitale soltanto perché logisticamente siamo vicino all'estero, insomma, certo. Cosa che invece altri non hanno potuto giovare. E noi da sempre come Veneto siamo un'impresa che esporta, che ha contatti con tutto il mondo, e credo che con la mondializzazione proprio di questi mercati le piccole imprese hanno sempre più difficoltà a interagire, no? Se non si aiutano, se non si mettono insieme, se non si trovano dei punti dove si sviluppi quelle che sono le iniziative per andare all'estero, no? E allora da una parte le Camere di Commercio, le proprie funzioni vengono sempre più ridotte perché manca l'aspetto economico che le sostiene, perché alla fine avendo tagliato il contributo camerale fa sì che nelle Camere di Commercio si sviluppi molto meno di quelle che erano le iniziative una volta. Ma al di là di quello credo che sia importante, ecco cosa vogliamo fare anche con questo progetto Arsenale 2022, è proprio quello di riuscire come associazioni, come mondo del lavoro a mettere insieme le forze proprio per cercare di indirizzare gli obiettivi principali per poter coinvolgere anche l'impresa per andare all'estero, per affrontare i mercati all'estero, perché o riusciamo a far questo o le nostre imprese si indeboliscono sempre di più e non hanno, sì, guardate, ci sono delle piccole imprese che hanno delle capacità enormi, infatti. Gli manca solo la capacità di poter far vedere il proprio prodotto in un mercato più ampio. Esatto, ma in questo arsenale può dare una mano, che quindi c'è il lavoro coordinato e organizzato di tante entità. Cosa dice Presidente? Ovviamente... Se i veneti smettessero di avere paura di un'Italia alla rovina, un Veneto Stato indipendente sarebbe una forza in Europa. Stiamo mantenendo i tagli ai migranti. Dopo parleremo anche dell'autonomia del Veneto, che ci è accennata anche nel vostro progetto. Sì. Beh, d'altro canto, se parliamo di autonomia, abbiamo ai lati due regioni che hanno la loro autonomia, non vedo perché nemmeno il Veneto dovrebbe averla. Ovviamente anche questa aiuterebbe un'autonomia, certo. Ovviamente con i crismi corretti. Parlavamo ovviamente del problema internazionale. Aveva accennato prima Rota ovviamente anche alla logistica, che è estremamente importante la logistica, cioè il porto, e ne abbiamo discusso anche parlando di Porto Marghera poco tempo fa in quella riunione, il porto è un'essenza vitale per il Veneto. Essere un punto di collegamento con i paesi del nord è essenziale, come diventa essenziale anche poi per il turismo. L'infrastruttura del turismo, abbiamo una situazione, pensiamo solo a Cortina, per andare a Cortina molte volte si interrompe la strada perché non è ben servita, i collegamenti Calalzo-Cortina, c'è il famoso trenino, si vuole riattivare, cioè la logistica diventa essenziale per lo sviluppo. Quindi in questo fare anche pressioni a livello assolutamente, istituzionale. Le proposte le abbiamo fatte, abbiamo indicato quali sono i momenti più importanti da seguire per attivare questa fattispecie, perché la logistica poi vuol dire, come diceva prima, la possibilità anche per le piccole aziende di farsi notare, di esportare. Trovo le strade per andarci, ma se non le ho il problema.
l'infrastruttura anche interna, perché effettivamente molte volte le imprese sono isolate e quindi hanno questa necessità. Quindi anche su questo aspetto i tavoli hanno discusso molto e hanno fatto le proposte. Abbiamo su questo una serie, sono 3 pagine di proposte solo sulla logistica, quindi vuol dire che ci siamo impegnati in questi campi. Volevo chiedere, questo chiedo un po' a tutti e 3 comunque, con questo progetto Arsenale 2022 voi potete andare, una volta presentato i parlamentari eccetera, dal governo e chiedere anche, o in Europa, perché poi abbiamo le rappresentanze europee, viva Dio, è un progetto di un certo peso, vede quelli che sono i punti fondamentali che l'Europa ci chiede sempre, sinergie, integrazione, numero critico, massa critica, c'è vision, insomma una serie di presupposti, andare in Europa e chiedere un finanziamento. Cioè può essere fattibile per poi realizzare, per cui dire al tavolo 1, al tavolo 2, al tavolo 3 arriva o no? Sorride. No, sorrido perché abbiamo aperto altri paesi fanno queste cose qua. No, abbiamo aperto la trasmissione dicendo Arsenale 2022. Arsenale fa riferimento a Venezia, alla prima industria 4.0. Sì, infatti ci pensavo anche prima. Facevano barche, navigazione, era la connessione del Veneto col resto del mondo. Il progetto Arsenale 2022 il Veneto oltre. La nostra parola d'ordine del gruppo è un Veneto connesso. Noi non pensiamo ad un Veneto fuori dalla comunità nazionale, fuori dalla comunità europea, fuori dalla comunità internazionale. E il Veneto è questo. E la domanda, per esempio, veniva detto più autonomia. Parlo per la mia organizzazione, ma penso che sia il pensiero di altre, delle associazioni. Ma sul referendum che propone Zaia sull'autonomia, la nostra organizzazione si è espressa favorevolmente all'autonomia, ma perché abbiamo già degli strumenti per fare autonomia. Ne cito soltanto 2. Con l'assessore Donazzan tutte le politiche per il lavoro le facciamo qui ormai in Veneto, non da altre parti, con una delega nazionale le gestiamo tranquillamente in Veneto. Se pensiamo alla sanità, le politiche generali della sanità sono affidate al governo, ma l'organizzazione e la programmazione della sanità, che in Veneto è di ottimissima qualità, è stata gestita dal Veneto. Noi abbiamo anche condiviso il processo di riorganizzazione delle strutture più gestionale che non di presenza del territorio sul territorio della sanità pubblica del Veneto. Noi il 25 di gennaio andremo dai parlamentari e dai senatori del Veneto a dire: questa regione ha bisogno di voi a Roma per interpretare questo documento, e chiediamo alla regione che si connetta con voi per realizzare questo progetto, così come lo diremo a tutti i parlamentari europei presenti nelle sedi europee, perché si facciano interpreti di questo documento, perché soltanto, e ribadisco, se facciamo un gioco di squadra possiamo portare un risultato, perché se pensa qualcuno di costruirsi il proprio piccolo muro, il proprio piccolo recinto, noi perderemo le future sfide. E allora, per l'interesse della mia organizzazione, per l'interesse del lavoro, è meglio accettare queste sfide. Possibile che i veneti non abbiano voglia di smettere di mantenere tutti gli ospiti che Roma invita e tenersi in tasca i loro soldi per mantenere noi veneti? Io posso dire su questa cosa chiedo scusa anche ai colleghi presenti. Dovremmo affrontare la questione dell'immigrazione con più serenità, perché tutti quanti siamo colpiti da questa presenza di immigrati che giungono presso le nostre regioni, però nessuno fa un'analisi attenta di come, per esempio, il nostro manifatturiero viene garantito, viene sostenuto anche con una buona presenza di immigrazione. Nessuno fa una discussione nella nostra regione seria che la piramide dei giovani, che era molto larga e gli anziani erano pochi, oggi i giovani sono pochi, gli anziani sono molti, e facciamo fatica a generare il tasso di sostituzione, come viene chiamato, di nuova occupazione. Allora sì, il problema della legalità, sì, i problemi dei profughi che vanno gestiti con la massima intelligenza e serietà, però attenzione, che noi dovremmo fare una politica delle
nascita è ancora più aggressiva, più insistente, o l'immigrazione sarà uno strumento che darà anche stabilità, contribuirà a stabilire. Allora qui dovremmo intraprendere un percorso culturale della nostra però regione. C'è anche dalle analisi che sono fatte è un po' diverso, perché purtroppo questi immigrati non figliano, l'abbiamo visto, quelli che sono arrivati non figliano più, cioè sono bloccate le nascite. Perché? Perché figliare non è tanto una politica aggressiva delle nascite, vuol dire dar soldi alle famiglie, quello che sarà detto. Se la famiglia non ha soldi non può aver figli, assolutamente, oppure ce li ha quando ha 40 anni, 45, lì nasceranno altri problemi. Adesso i bambini con genitori anziani, per cui sarà un altro problema che ci troveremo. I immigrati che arrivano non hanno un livello socioculturale elevato, socio lasciamo perdere, culturale elevato, anzi sono bassissimi, neanche il minimo per l'artigiano, perché ho parlato tante volte con l'associazione di categoria degli artigiani, hanno detto non possiamo neanche metterli dentro a fare lavori perché non hanno le competenze, e quindi abbiamo una forza pseudo giovane, perché sono giovani ma neanche tantissimo, che non creerà famiglia perché gli manca anche la comparte femminile, non c'è, e che non è una forza lavoro per sopperire alle esigenze anche minimali. E oltretutto gli extracomunitari che noi abbiamo, che poveretti molti hanno perso il lavoro, non vedono neanche loro bene questi che arrivano, perché potrebbero portare via lavoro a loro stessi, quindi siamo in una forma di gap abbastanza significativo. Sarebbe da fare una politica delle nascite, come dice lei, è corretto, correttissimo, però bisogna dare respiro alle famiglie, perché i figli si fanno quando la famiglia è serena, cioè io vedo tanti, tutti portano là i figli, ma non perché non vogliono averli, perché soltanto adesso è assurdo. A 40 anni, quando tu vai all'estero e racconti questa situazione, che è tipo quella giapponese, ti dicono ma com'è possibile? È possibile perché se tu non hai una casa non puoi fare un mutuo perché non hai un lavoro, perché se vai avanti a voucher oppure lavori a tempo definito e poi per trovare un lavoro ci metti un anno. Non lo so, cioè si apre un mondo qua, però. È un argomento che meriterebbe una trasmissione. No, ma infatti si apre un mondo, ci sono due o tre osservazioni che sì. Però il messaggio che mi preme a trasferire è che noi dovremmo affrontare questo argomento con estrema serietà, ma dovrebbe essere fatto a livello nazionale, nei minimi dettagli, e assumendo anche decisioni. Assolutamente, è doveroso. Allora siamo arrivati al termine, io ringrazio i presidenti di essere stati qui con noi, speriamo di avere ancora ospiti, perché ci sono tanti temi che possono essere approfonditi. Sappiamo che coloro che sono rappresentati da voi, dalle associazioni che hanno piacere a vedere anche le rappresentanze di categoria presenti, perché esistono, si fanno qualcosa, si racconta sempre qualche cosa in più, che è estremamente utile. Grazie anche al segretario Rota di essere stato estremamente competente e chiaro nel raccontare questo progetto, e quindi lo inviteremo nuovamente con noi in trasmissione, e darà un contributo comunque alla trasmissione di questa sera, rilasciando un'intervista per quel che riguarda tutto il capitolo del lavoro e dei voucher, quindi avremo modo di risentirlo. Grazie ancora, grazie a tutti quanti, grazie a voi di aver partecipato, cari telespettatori. Noi ci rivediamo questa sera alle 21 come sempre.